Mercoledì 25 ottobre, Santi Crisanto ed Aria, martiri. È il 298esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 67 al termine. Il sole sorge alle 7:40, tramonta alle 18:09. La luna si leva alle 16:51, tramonta alle 2:56. Muore a mezza terra, nel Bellunese, lo scultore e intagliatore in legno Andrea Brustolon. Educato a Venezia, nella bottega del genovese Filippo Parodi, passò più tardi a Roma, dove si perfezionò studiando le opere del Bernini e del Borromini. Dotato di rara abilità tecnica, non disgiunta da un fantasioso senso artistico, eseguì sculture e mobili istoriati in ebano e in bosso per dimore patrizie e conventi. Fra le sue opere migliori sono la pala d'altare di San Francesco Saverio nella chiesa di San Pietro a Belluno e il lugubre altare delle anime nella chiesa di San Floriano di Zoldo. Molte sue sculture si possono vedere anche a Carezzonico nel Museo del Settecento veneziano. Le previsioni per domani: cielo parzialmente nuvoloso con crescenti nuvolamenti della serata, quando aumenterà anche la probabilità di precipitazioni sparse. Temperature prevalentemente in diminuzione, salvo rialzo delle massime in montagna.